Hanno male Ma allora è troppo facile dire male di uno, è troppo facile dire male di Michael Jordan. Io non so quanto possa dire ad esempio Scottie Pippen. Io so solo, peraltro Scottie, che nel libro non viene, credo neanche menzionato, è venuto in Italia, io ci ho passato dei giorni a Pesaro ed era ancora un giocatore NBA, era anche molto simpatico. Peraltro il figlio adesso gioca a Golden State ed è un buonissimo giocatore, playmaker, ma un buonissimo giocatore. Se non ci fosse stato Jordan, Scottie Pippen non ne parleremo adesso. Sarebbe stato un buon giocatore come tanti altri, così come di Chris Bosh probabilmente non parleremo se non ci fosse stato LeBron che andava a Miami. Un po' anche diverso per Pippen Jordan, l'ha detto anche Jordan, senza Pippen Jordan l'ha detto forse per calmierare un po', per calmare le acque. Pippen è stato fantastico, però magari non 6, ma 3 titoli li portava a casa lo stesso anche senza Pippen. E il composito, Longley, piuttosto che lo stesso Kerr, cioè è stato circondato da giocatori perfetti per inserirsi nel suo diagramma. Bene? Non so se Legnano ha vinto o perso, però. Vediamo dopo. Oggi preferisci il basket di là o il basket europeo? Come tipo di competizione? Allora, come tifo non c'è paragone, lasciando perdere anche la Serbia, la Grecia, la Turchia, dove andiamo un po' oltre, tipo calcistico. Molto bello, tant'è che i giocatori tornano in America e raccontano cose che gli americani non si possono mai immaginare. Come tifo, meglio il nostro, escluso eravamo a Bologna domenica, cioè Bologna-Trapani, tutto pieno, 2000 siciliani, 8000, ambiente bellissimo, così come sarà bello a Trento sabato per Trento-Milano. Quella roba lì non c'è in America, c'è un tifo preconfezionato con altoparlante che dice defense. Certi posti, tipo che ne so, Denver, aggiungono qualcosa di più, tipo fino a quando la squadra di casa non segna, sono tutti in piedi, però non c'è niente. A livello di basket giocato, in America è talmente differente la stagione regolare dai playoff che la stagione regolare io la guardo, ma è tutta la vita meglio, non dico Scafati Napoli, ma siamo lì. I playoff sono un'altra cosa, anche se anche nei playoff, guardando in questi giorni quello che ho visto, squadre come Oklahoma City, che io adoro, fare, cioè tirare da 3 punti senza nessuno rimbalzo, cioè cose che, va bene che hai il 40% di squadra di media, va bene che hai Isaiah Joe che entra il miglior tiratore dell'NBA da 3 punti, però ci sono la religione ti dice che quello. Quindi per rispondere, allora, playoff come livello di gioco, anche vedere quei giocatori sono un'altra cosa. Come intensità e tutto il resto durante l'anno, ad esempio l'Eurolega ti fa vedere delle partite, sono quasi sempre per un appassionato di basket, vero, per uno che guarda il basket così, l'ambientazione NBA, tutto quello che c'è intorno al giocattolo forse fa la differenza. E visto che tu sei, diciamo, in contatto con gli ambienti di là, come vivono il fatto che ormai i migliori anche in NBA non sono americani? Ma lo vivono benissimo, anche perché è un po' un discorso di integrazione globale. Io sono sicuro che il miglior ingegnere in Ferrari possa essere indiano. Secondo me, che ne so, John Elkann non è che lo vive male questo, ci mancherebbe altro. Gli ultimi 4 MVP, fai 5 quest'anno anche, sono stranieri. Antetokounmpo 3 volte Jokovic e quest'anno sarà o lui o Gilgeous Alexander, che è canadese, un po' più vicino ma sempre americano non è. La percentuale è aumentata quando nell'epoca del libro, all'inizio degli anni 80 dei Lakers di Magic, eravamo un 8% di giocatori stranieri, adesso siamo al 30%,
e secondo me arriveremo al 50, anche perché sta diventando sempre di più un campionato francese, perché i francesi in questo momento sono 13 e col draft di adesso diventeranno 18, solo francesi. Ci sono 8 tedeschi che diventeranno una decina, siamo noi solo un po' al palo. Vediamo, aspettare. Uno che non ha messo il piede in campo ai playoff, che è stato panchinato dopo aver fatto anche una buona stagione. Però quelle sono le regole delle rotazioni che funzionano anche per uno buono come Fontecchio. NBA in Europa? Non ho capito realmente cosa vogliono fare, perché se ti approcci a questo prodotto e dici, nonostante quello che abbiamo appunto detto noi prima sul calore del pubblico esagerato, dici noi veniamo in Europa, però non andremo mai in Grecia, non andremo mai in Turchia, non andremo mai in Serbia, hai tolto il 50% del basket, perché le 2 serbe, le 2 greche, le 2 turche sono 6 su 20 di Eurolega, adesso diventeranno 20, 18 di Eurolega, però di quelle 18 6 non contano e quindi ce n'è 12 e queste 6 contano, quindi ti sei tolto già metà. Quindi quell'approccio lì onestamente non l'ho proprio capito. D'accordo, la sicurezza, l'immagine, tutto il resto, ma devi anche rispettare la passione degli altri. L'Eurolega ha fatto un buon prodotto che però è un voto a perdere, una Lega, Milano spende 40 milioni per farla e per non andare ai playoff, ma anche se avesse vinto, poi probabile, avrebbe guadagnato il premio e 10 milioni e poi le altre prendono 1 milione, spendendone 40. Tu sei vinci, quindi sei il meglio, cioè l'Inter, se per caso vincesse la Champions, tra tutto porta a casa 121 milioni, tra tutto, tra la Champions. E non è che ne ha spesi, non è che ha speso 800 milioni per fare la Champions. Quindi, ed era il destino che una Lega costruita su delle basi simili cominciasse a scricchiolare, e la FIBA che invece ha diciamo dei soldi diversi, un po' come la FIP, e, diciamo, è più politica, se l'è giocata meglio. Adesso vediamo però, perché non si capisce ancora nulla. Sicuramente gli arabi arrivano, cioè Dubai, Abu Dhabi, ma ci sta bene anche perché sono posti dove si vive bene, grandi impianti, gran rispetto delle persone, al di là del discorso delle donne, ma non a Abu Dhabi e a Dubai, quindi è giusto, è l'evoluzione del tutto. Io credo, tanto Abu Dhabi e Dubai sono sponsor diretti dell'NBA, New York è sponsorizzata da Abu Dhabi, le finali, quella della Coppa America, quella che viene fatta a Las Vegas, è sponsorizzata da Abu Dhabi. Ormai sono dentro proprio fino in fondo. Io sono appassionato di fotografia, no? Quindi vorrei chiederti quali sono le 3 immagini che appenderesti nel tuo soggiorno? Allora, Dr. J che passa sotto l'ascella di Landsberger, sicuramente quel giro che famosissimo. Quello in assoluto. Una che io ho, che non è un'immagine di gioco, è Michael Jordan, il famoso poster della Nike, quasi sembra un Cristo in croce, invece non lo è. E poi sicuramente una di Shaq che spacca il e non c'erano ancora i frame che ci sono adesso, fa già effetto così, pensala in 4K Ultra HD, metti tu, insomma, in alta definizione, queste 3, citando così a mente. Sì. Però Dr. J, poi c'è anche Jordan, però Dr. J, quel cameriere passando sotto È favolosa. una roba unica. Un aneddoto dietro le quinte. Un aneddoto, l'aneddoto dietro le quinte, quello che Queste qua abbiamo queste volte, però. Tanto l'ho raccontato 1000 volte. Allora, quando è venuto Jordan in Italia per la Nike, io avevo 25 anni, mi hanno assegnato il compito di stargli vicino. Quindi abbiamo fatto Bormio, dove ho fatto un camp con i ragazzini, e poi da Bormio siamo andati a Trieste, dove ha giocato contro la squadra di Trieste. Lui era all'inizio dell'era Jordan. Le Jordan che ha utilizzato
in campo erano diverse di colori, perché la squadra era la Stefanella, quindi aveva i colori arancione e nero e non rosso e nero, e quindi aveva queste Jordan. Quindi alla fine della partita lui, eravamo in spogliatoio, e mi dà queste scarpe. Fuori c'erano 500 bambini. Io non mi definisco altruista, io ho la cultura degli oggetti, non sono un collezionista, ho un rapporto con i soldi più che decente, quelli che bastano. Quindi a quel momento lì mai avrei pensato a nulla. Io ho detto: Michael, ma fai una roba, vai fuori e fai tipo come si fa col bouquet al matrimonio, no? Le tiri e fai felici. 2 anni fa quelle scarpe sono andate all'asta per $625.000. Ha fatto vari passaggi. La cosa incredibile è che lui avrà fatto il bouquet, quello con le scarpe legate, perché se l'è preso uno solo, cioè sono sempre andate in coppia, non si sono divise. Io le avevo viste passare a Milano, come si chiama la fiera che fanno dei giochi, la Game Week. La Game Week avevano fatto anche un padiglione dedicato alla cultura delle sneaker, e dentro una tecla c'erano quelle scarpe lì, e stiamo parlando di 5 anni fa. Io le avevo viste passare e allora valevano già 200, e poi tipo 1 anno e mezzo fa ho visto andare all'asta a 600. Non è male. No, quindi avrei, non lo so che fine avrebbero fatto, però se tutto fosse andato come doveva avevo $600 in più, $600.000, che non sarebbe malissimo. Vabbè, questo come aneddoto credo che possa essere più carino di tanti altri magari che riguardano il gioco. Certo. Scusa Guido, posso chiederti una domanda? Hai mai conosciuto Drazen Petrovic? Di persona l'ho visto giocare dal vivo? No, di persona no. Purtroppo no. È morto troppo presto per tante cose, anche per questo, per avere la possibilità di averci scambiato un po' di parole. Non so neanche che tipo fosse. Guarda, adesso io sono amico di Djordjevic, che è una persona che ovviamente è cresciuto all'ombra di Petrovic, come tutti i ragazzini della Jugoslavia unita, indipendentemente dalle divisioni che non c'erano. E voglio chiedergli che tipo era, perché ad esempio Teodosic è la persona più antipatica del mondo, non per fare, cioè Teodosic non può essere paragonato a Petrovic, ma parlando di giocatori, soprattutto di scuola slava, non è facilissimo trovarne di simpatici, è anche di molto outgoing, come si dice in inglese. Non so, io lo ritengo uno dei giocatori. Io da ragazzo guardavo tanta pallacanestro e faceva impressione. Sì, assolutamente. Se non fosse finito in quel modo avrebbe... L'NBA non era pronta ancora per quel tipo, cioè l'europeo in NBA che giocava così, infatti aveva fatto fatica in NBA, anche ai Nets, ma per il basket europeo sarebbe diventato il migliore di tutti sicuro, assolutamente. Una domanda sull'NCAA. Ho letto che la March Madness è seguitissima in America alla stregua quasi dei playoff, perché ci sei stato. Com'è il rapporto degli americani appunto con il basket del college? Intanto quest'anno è stata una delusione, è stata la edizione più loffia, perché da qualche anno possono pagare i giocatori universitari. Conta che fino a qualche anno fa, se uno aveva accettato un piatto di pasta fuori dal campus, veniva squalificato, non poteva. Marco Bonamico doveva andare a Duke, non andò a Duke perché era nelle giovanili di Bologna che gli davano chiamavo la paghetta, una retta per vivere. Adesso siamo arrivati a livello dove un Lonati che è andato a giocare prende $150.000, cosa che non avrebbe mai preso qua, e i giocatori più forti in NCAA ne prendono 4-5 milioni di dollari, prendono più che quanto prenderebbero in NBA. Questo ha fatto sì che le università più grosse, che possono pagare di più, si sono presi i giocatori più importanti. Hanno tolto la regola che se tu passi da un college all'altro dovevi star fermo 1 anno, si chiama red shirt,
Togliendo quella c'è un mercato vero e proprio, ma anche il football americano, dei college. Quindi è un po' svanito quel discorso lì. Quindi ha perso un po' di fascia. Quest'anno è stata una delusione, non c'è, che ne so, Providence con Pitino che va in finale contro ogni previsione. Non c'era la Cenerentola, la Cinderella. Quest'anno sono arrivate le 4 squadre più forti, le 4 teste di serie sono arrivate in fondo. Il livello si è alzato, sono quasi professionisti per come giocano, anche gli allenatori si sono adattati e la March Madness diventa una roba unica perché quasi tutti gli americani sono andati all'università e quindi hanno un punto di riferimento, quindi tifano. E quindi per loro è una specie di sacro graal, il mese ma soprattutto quel weekend, quel sabato, quel lunedì. Io l'ultima volta sono stato abbastanza tempo fa, forse più di 10-15, ne ho fatte tantissime, quelle degli anni 80-90, ho visto Olajuwon dal vivo, li ho visti tutti, ho visto Michael Jordan per North Carolina, ho visto Patrick Ewing, li ho visti tutti. È un'emozione perché era un altro tipo di partecipazione. Mi dicono che dopo che c'è stato questo cambiamento epocale, ma dovuto perché prendevano milioni di cause, perché il college sport guadagna un sacco di soldi, che si tenevano all'università. E i protagonisti che facevano guadagnare i soldi, cioè i giocatori, non avevano nulla. È cambiato tutto, hanno preso gli avvocati, 1, 2, 3, 4 cause, 10, 15, vabbè, perfetto, paghiamo e è partito il mercato. Questo. Cooper Flag? Cooper Flag ieri notte ha avuto un bel fondo di schiena a Dallas, Sì. perché portarsi a casa uno così con l'1,8% di possibilità di vincere la lottery è un bel colpo di fortuna e ti fa capire come gira la vita. Il general manager di Dallas e il proprietario di Dallas sono passati da essere l'ultimo dei Pirla, per la storia di Doncic, perché avevano la polizia davanti a casa, perché i tifosi volevano andare a prendere per il collo, e adesso hanno preso uno che probabilmente in 2 o 3 anni diventa come Doncic, perché anzi forse è meglio perché difende, mentre Doncic dalla parte lì non ha mica ancora capito. Un po' di più la birra. Esattamente. Mangia meglio nonostante LeBron Esatto. sia vicino a Doncic, E gli è piace continuato a rimanere sovrappeso. Cooper Flag è un bel colpo, un giocatore multifunzionale, difende benissimo, gioca a 4 posizioni, centro un po' dura in NBA, 4 posizioni, bello da vedere, magari Dallas non c'era subito, però comunque l'impatto, e gli è andata bene perché ha rischiato di andare a Charlotte o a Washington dove sarebbe sparito nel nulla Nel assoluto. dimenticatoio. Dopo Anche è andata di lusso a Dallas, è andata super di lusso a lui. Perché Sarr, la prima scelta l'anno scorso, che ha preso Washington, che è francese, è un fenomeno, ma nessuno l'ha mai visto, nessuno. Io mi sono sforzato di vedere 2 volte, come anche Ricochet che è andato ad Atlanta, vedere proprio delle partite angoscianti per vedere che tipo di giocatori fossero, altrimenti non li vedi. In questo caso invece lo vedremo tanto. Altre? Bene, abbiamo fatto l'oretta, come si diceva? L'oretta abbiamo fatto. Loretta. Signori, molte grazie per essere intervenuti, spero di essere stato di vostro gradimento. Vi aspetto giovedì. Giovedì se tornate e c'è Dan, ditegli di tutto da parte mia. Gran personaggio, vi farà divertire. L'uomo aneddoto che possiede più aneddoti, super, veramente una persona straordinaria. Sì. Grazie, ha smesso anche di piovere, quindi ho portato l'appuntamento perfetto. Sì. Grazie mille, buona serata. Buona serata. Sì, ma certo. Ah, sì, così.
Grazie. Grazie mille, buonasera.